Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Furto all'ospedale Maggiore di Modica, malviventi hanno rubato farmaci salvavita per centinaia di migliaia di euro, indagano i carabinieri. Il grande esodo estivo con un occhio puntato al meteo e l'altro al portafoglio col prezzo del carburante sempre più alto, mentre è nuova allerta incendi nel Palermitano e nel Trapanese. Il video virale della vergogna, dopo gli insulti e i gestacci arrivano le scuse degli studenti siciliani maleducati nella metro di Bangkok. Nota dell'ambasciata italiana: non rappresentano il popolo italiano. Sciacca non dimentica i 4 cagnolini morti dopo essere stati lasciati per ore sotto il sole, un corteo per chiedere giustizia. Il museo senza pareti di Custonaci, il marmo, la materia prima delle opere esposte in un laboratorio aperto per una esperienza collettiva. Nei luoghi del Gattopardo, a Ciminna, in provincia di Palermo, l'8ª edizione del Cinefestival che chiude con Maria Grazia Cucinota dopo Boucher e Friscia. Calcio, il Catania domani parte per il ritiro di Norcia in Umbria. Nel frattempo la dirigenza etnea continua a lavorare per completare il gruppo di Longo. Il DS Varrà conferma alcune trattative ma dice il mercato è lungo. Ancora calcio, Palermo pari in rimonta nell'amichevole precampionato col Norimberga, poi Giampaolo e Segre rispondono a Zoma. Come sentivate dai titoli, c'è stato un furto all'ospedale Maggiore di Modica nel Ragusano. Malviventi hanno rubato farmaci salvavita per centinaia di migliaia di euro. Indagano i carabinieri, ma ci dice tutto Veronica Barbarino. Un colpo studiato nei minimi dettagli. E questa è l'ipotesi degli investigatori dopo il maxi furto scoperto nella farmacia dell'ospedale Maggiore di Modica, dove ignoti hanno sottratto farmaci ad altissimo costo destinati ai pazienti in terapia domiciliare. All'apertura dei locali, il personale sanitario ha trovato gli ambienti completamente a soqquadro e ha immediatamente dato l'allarme. Secondo le prime indagini affidate ai carabinieri di Modica, i malviventi sarebbero entrati da un ingresso posteriore dell'ospedale, riuscendo a neutralizzare il sistema di allarme e dirigendosi esclusivamente verso i farmaci di maggior valore. Un particolare che fa pensare a una conoscenza approfondita della struttura. Al vaglio le immagini dei sistemi di videosorveglianza per restituire ogni elemento utile a identificare i responsabili. Tra le ipotesi, quelle di una banda specializzata nel traffico illecito di farmaci ospedalieri destinati al mercato clandestino. Ma la priorità è ora garantire le cure ai pazienti. È già partita infatti una rete di collaborazione tra le farmacie ospedaliere della provincia e altre aziende sanitarie per reperire rapidamente i medicinali mancanti. Il direttore generale dell'ASP di Ragusa intanto ha istituito una task force operativa per assicurare la continuità terapeutica, perché nessun paziente resti senza i farmaci indispensabili per le proprie cure. Sono giornate da bollino rosso sulle strade e sulle autostrade per l'esodo estivo anche in Sicilia, in molti in viaggio solo per una giornata di mare, che c'è invece chi parte per le vacanze ma deve fare i conti con il caro benzina. Le code al casello di San Gregorio valgono per tutti, oltre un'ora di attesa nella mattinata di oggi. Marco Carli. Partenze intelligenti o meno, una semplice giornata al mare, l'inizio e la fine delle vacanze, tutto parte da qui, dal casello di San Gregorio a Catania e dall'inevitabile coda. Questa è la situazione alle 11 del mattino di una domenica, per fortuna non afosa, come i giorni scorsi. Siete in partenza o solo mare? No, solo mare. Speriamo mare, se no casa direttamente, con questo casino che c'è. Qualcuno sorride pregustando il mare, altri invece si lamentano. Una vergogna, 4 chilometri, 1 ora e 10 minuti. Per 4 chilometri, assurdo. Circa un'ora di fila. Quanti chilometri? 300 metri. Per chi invece pensa alle lunghe percorrenze c'è il caro benzina, che incide non poco sull'umore. Non è nemmeno semplicissimo con le tariffe che ci sono. Eh sì, la benzina ce l'ha il suo impatto, però ecco, ci adattiamo. Per adesso ci adattiamo sperando che le cose cambino in meglio per tutti. Intanto è già scattato il piano straordinario di ANAS per il primo grande esodo estivo del 2026. Tra le arterie maggiormente interessate anche le principali autostrade siciliane, nell'isola in particolare la A19 Palermo-Catania e la A29 Palermo-Mazzara del Vallo, con la sospensione o chiusura di vari cantieri, un sollievo lontano per chi resta in fila al casello.
E come avete visto dalle immagini, il clima non è caldissimo in questa domenica, ma la tregua data dal grande caldo non è destinata a durare. Già oggi temperature saranno di nuovo in risalita e c'è anche una nuova allerta incendi lanciata dalla Protezione Civile. Maglio Viola. Neanche il tempo di tirare fiato dopo l'ondata di caldo e i quasi 1500 incendi in giro per la Sicilia in una settimana, che già tornano a salire i livelli di allerta per l'arrivo di una nuova ondata di calore nell'isola. La Protezione Civile regionale ha emesso l'avviso 153 per rischio incendi e ondate di calore, valido a partire dalla mezzanotte di oggi e per le successive 24 ore. L'isola si prepara ad affrontare nuove giornate contrassegnate da un netto aumento delle temperature e una forte instabilità atmosferica che sta attraversando l'intera penisola. L'allerta rossa per il rischio incendi torna in 2 province, quelle di Palermo e Trapani, mentre nelle altre 7 la Protezione Civile indica uno stato di preallerta di colore arancione. Ma non si tratta solo di rischio incendi, tornano anche i bollini sanitari sul rischio di colpi di calore. L'allarme per ora è soltanto di colore giallo per effetto delle temperature stimate. Nelle 24 ore 37 gradi percepiti a Catania, 36 a Messina, 35 a Palermo. Intanto in queste ore a Giarre i carabinieri hanno arrestato un presunto piromane. Si tratta di un uomo di 48 anni residente in paese ritenuto responsabile di un incendio sviluppatosi in contrada Coste in un'area adiacente all'autostrada A18. L'uomo è stato visto da alcuni testimoni. Contemporaneamente un altro incendio era stato appiccato nell'area del parcheggio dell'ospedale. I 2 punti di innesco, se non individuati e spenti subito come è avvenuto, avrebbero potuto creare grandi problemi all'ospedale e alla circolazione autostradale. E a causa di un incendio in prossimità della sede stradale, il traffico è rimasto temporaneamente bloccato, come vedete dalle immagini, all'altezza dell'agglomerato industriale di Termini Imerese in provincia di Palermo, sull'autostrada A19 Palermo-Catania, lungo la carreggiata in direzione Catania, circolazione regolare invece in direzione Palermo. Studenti siciliani protagonisti in negativo durante una gita in Thailandia. In un video virale si vede che a bordo della metropolitana urlano e infastidiscono i passeggeri e insultano anche con gesti osceni una donna che chiedeva di fare silenzio. L'imbarazzo e le scuse dell'ambasciata italiana. Giusy Lazzara. Insulti ripetibili e gesti osceni, solo maleducazione e una figuraccia, quella di un gruppo di studenti minorenni siciliani in gita scolastica estiva in Thailandia. Nel video, diventato virale sui social, si vede e si sente che i ragazzi sulla metropolitana di Bangkok, la linea BTS Skyline, urlano e ridono tra loro, facendo chiasso e infastidendo gli altri passeggeri presenti nel vagone. Una donna fa notare che il tono di voce è troppo alto e disturba e chiede di fare silenzio. Seduta di fronte ai ragazzi, prova poi a instaurare una conversazione e chiede informazioni nel tentativo di capire il paese di provenienza. Le risposte sono irriverenti, c'è chi ride, chi la ignora e chi replica: siamo thailandesi, ci dispiace aver portato i soldi nel vostro paese. E per aggravare la situazione poi rivolgono anche gesti osceni e insulti pesanti contro la passeggera. Il filmato e la vicenda sono stati ripresi dai quotidiani locali e i profili dell'ambasciata italiana di Bangkok sommersi da migliaia di commenti di cittadini thailandesi che hanno chiesto l'apertura di un'indagine su quanto accaduto. Immediata la replica dell'ambasciata italiana, che esprime il proprio profondo rammarico per l'evento e condanna con fermezza il comportamento inappropriato del gruppo di studenti che non rappresenta il popolo italiano. Sui social rimbalza anche un altro video con gli studenti e un'accompagnatrice che rinnovano le scuse direttamente alla donna offesa e che dovranno risarcire con il pagamento di una sanzione pecuniaria. A Catania la polizia durante i controlli in alcuni ristoranti della playa ha scoperto pesce non tracciato, congelato e venduto per fresco e irregolarità amministrative. Il titolare di una trattoria è stato sanzionato per 8.000 euro, sequestrati 7 kg di prodotti ittici, scattate denunce e sanzioni per lavoro nero e violazioni igienico-strutturali per 40.000 euro. E ci spostiamo a Sciacca, che scende in piazza per chiedere giustizia dopo la morte dei 4 cuccioli di cane lasciati per ore sotto il sole. La procura di Agrigento ha chiesto l'arresto del 41enne ritenuto responsabile. Davide Sardo.
Sciacca non dimentica i 4 cagnolini morti dopo essere stati lasciati per ore sotto il sole. Tanti cittadini, insieme ai loro cani al guinzaglio, hanno sfilato nel centro cittadino per chiedere giustizia e pene severe per i responsabili. In prima linea anche l'attivista Enrico Rizzi, presente nonostante gli insulti e le minacce ricevute negli ultimi giorni. Davanti a quelle scene così drammatiche la gente ovviamente è esasperata, perché purtroppo, come dicevo prima, le violenze sugli animali da nord a sud stanno negli ultimi anni avendo un'escalation impressionante, quindi la gente non è più disposta a tollerare comportamenti violenti verso gli animali. È ovvio che, lo dico da siciliano, prendersela con tutta una città è completamente sbagliato. Io l'ho detto all'inizio e lo ribadisco anche adesso, io ce l'ho esclusivamente con chi maltratta e uccide gli animali, chiedo una punizione nei loro riguardi, che siano abitanti di Sciacca, di Roma o di Milano. Al corteo ha partecipato anche il sindaco Fabio Termine, che ha ribadito l'impegno dell'amministrazione nella tutela degli animali e la vicinanza alla comunità. Quando si amano gli animali bisogna anche saper amare le persone. Io penso che Sciacca sa amare sia le persone che gli animali, però questo non può consentire invece a chi ama soltanto gli animali di denigrare un'intera città per il gesto di un singolo individuo, perché se passa questo messaggio significa allora che tutti i siciliani sono mafiosi, che tutti i cittadini di Firenze sono il mostro di Firenze e così via discorrendo. Intanto l'inchiesta prosegue. La procura di Agrigento ha chiesto l'arresto del 41enne ritenuto responsabile della morte dei 4 cuccioli. L'ultima decisione spetterà ora al giudice. A Catania un 53enne è stato arrestato in flagranza per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente l'ex convivente. La donna ha detto ai carabinieri che non si sarebbe trattato di un episodio isolato, ma l'ennesimo comportamento violento legato anche all'uso di droghe da parte del 53enne, motivo per cui lo aveva voluto allontanare. L'uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari. Politica, primi segnali di dialoghi nel mondo centrista siciliano. Dopo l'appello dell'ex presidente della regione Raffaele Lombardo, qualcosa si muove nella politica isolana e anche Cateno De Luca si dice pronto al dialogo. Manlio Viola. Prove tecniche di terzo polo politico in Sicilia. L'appello al dialogo lanciato dall'ex presidente della regione Raffaele Lombardo e rivolto a centristi, cristiano-cattolici, autonomisti e meridionalisti non sembra essere caduto nel vuoto. Lombardo diceva 3 giorni fa ai suoi nel Ragusano di farsi promotori come MPA Grande Sud del dialogo, ma è evidente che punta a diventare riferimento in quel mondo centrista che dopo le vicende cuffariane non soltanto ha perso i suoi punti di riferimento politico. All'appello hanno risposto in 2 in soli 3 giorni. Da un lato Decio Terrana dell'UDC, e la sua è un'apertura logica, come lo stesso Lombardo percepisce. Dell'UDC sono stato segretario, ricorda l'ex presidente, ma erano altri tempi e altri uomini. La sorpresa viene dall'apertura di Cateno De Luca, che nel suo tradizionale stile si dice pronto a parlare, ma a patto che la base di tutto sia il rinnovamento della classe dirigente. Il confronto può avvenire solo con forze che abbiano le mani libere e piena autonomia dai diktat dei salotti romani, dice. La risposta di Lombardo è criptica come nel suo tradizionale stile politico. De Luca è un bravo amministratore, manda a dire a Cateno. Il denominatore comune è il programma, affidato a una classe dirigente all'altezza dei problemi e delle prospettive e sempre fedele alla nostra terra, ribadisce l'ex presidente della regione, che poi però annuncia ci sono anche altri interessati al dialogo. Adesso una pausa pubblicitaria, torniamo subito dopo. Simulazione di salvataggio in mare a Ragusa per la giornata mondiale della prevenzione degli annegamenti in azione ai ragazzi della Protezione Civile e salvataggio in mare. Veronica Barbarino. Nessuna emergenza reale, è solo una dimostrazione pratica di come funziona un intervento di salvataggio in mare. In occasione della giornata mondiale per la prevenzione degli annegamenti, residenti, bagnanti e turisti hanno potuto osservare da vicino la rapidità e le tecniche di intervento. Curiose le attrezzature in dotazione. Una tavola da surf scivola meglio in acqua e diventa anche un supporto per caricare a bordo il pericolante. I giubbottini sono di sicurezza che utilizza l'equipaggio dei mezzi nautici, perché abbiamo una moto d'acqua e 2 gommoni. Questi giubbottini
dietro hanno un gancio perché non si sa mai se il recupero viene fatto a miglia dalla costa. C'è anche l'imbraco per l'elicottero. Attrezzo fondamentale per l'azione di salvataggio è il rullo di recupero, che serve a portare in battigia il pericolante. Gli assistenti bagnanti hanno quindi simulato il soccorso e il recupero di un uomo in mare in stato di incoscienza, prima via terra, poi con una moto d'acqua. In modo tempestivo arriva recuperando la persona e riportandola sulla battigia, e poi, dopo aver controllato le sue funzioni vitali, chiederà l'intervento dei sanitari del 118. Il presidio di sicurezza è attivo sul litorale ragusano su 2 postazioni strategiche, Marina di Ragusa e Punta Braccetto, con 12 assistenti bagnanti altamente qualificati pronti a intervenire. Da Gibellina a Custonaci, l'arte contemporanea sulle rive del mare. È stato inaugurato il Museo d'arte in marmo nel suggestivo Golfo di Cornino. Sentiamo Laura Spanò. Custonaci come Gibellina, da oggi un filo lega le 2 città del Trapanese accomunate dalla convinzione che l'arte può essere motore di sviluppo e rigenerazione. Seguendo questo auspicio è stato inaugurato il MAC di Custonaci, il Museo d'arte contemporanea, con la caratteristica di accogliere opere in marmo. L'apertura del museo all'aperto, con viali che si affacciano sul Golfo di Cornino, è inserita nel calendario delle iniziative territoriali del dossier Portami il futuro di Gibellina Capitale. Non a caso proprio a Custonaci è il marmo la materia prima delle opere esposte, spiega il sindaco Fabrizio Fonte. In questo luogo recuperato a verde, recuperato attraverso questi viali, recuperato con questo primo nucleo di opere d'arte contemporanea ma legate al marmo. Il museo, che prende lo stesso nome del MAC di Gibellina, è un luogo espositivo senza pareti, un laboratorio aperto in cui la creazione artistica diventa esperienza collettiva e il territorio stesso si fa opera. Nato nel 2025 con un primo nucleo permanente di opere realizzate da artisti italiani, il MAC di Custonaci si è ampliato con nuove installazioni, attivando collaborazioni con istituzioni artistiche, accademiche, coinvolgendo scuole e associazioni culturali in progetti di educazione all'arte e promuovendo Custonaci come destinazione culturale e artistica sostenibile. Tra le opere installate, La donna che sostiene il mondo di Gerry Bianco. L'opera pesa 10 tonnellate e mette in risalto la figura madre della terra, un atto d'amore verso il genere femminile. E adesso ci spostiamo nei luoghi del Gattopardo, a Ciminna, in provincia di Palermo, dove fu girato il film di Luchino Visconti, l'8ª edizione del Cinefestival, che chiude con Maria Grazia Cucinotta dopo Boucher e Friscia. Giusy Lazzara. A Ciminna, in provincia di Palermo, dove venne girato il Gattopardo di Luchino Visconti, si rinnova anche quest'anno il connubio tra cinema e film, nel segno del capolavoro della filmografia italiana. Ad aprire l'8ª edizione l'attrice Barbara Boucher, premiata con il premio speciale Gattopardo. E immaginando un suo possibile ruolo nel film di allora, dice: grande principessa, con tutti i vestiti bellissimi, elegante, che Luchino proprio voleva sempre il massimo di abbigliamento, delle cose, perché lui ci teneva che tutto è vero, e senz'altro mi avrebbe fatto molto bella. Il pubblico, come ormai da tradizione, ha partecipato alla sfilata in abiti storici dell'associazione Belle Époque. E nel corso della settimana il cartellone ha proposto anche un momento di confronto dedicato al futuro dei piccoli borghi e al nomadismo digitale, con la proiezione del film Su tutto di te, alla presenza di Sergio Friscia, premiato con il premio speciale Gattopardo Cinefestival. La Sicilia ha 2 cose bellissime: crei personaggi e ti scrivi uno spettacolo come Una giornata al bar, ed è un set a cielo aperto dove ti giri c'è sempre qualcosa adatto al cinema. E quindi tutta questa sicilianità io ho sempre cercato di portare avanti in tutto quello che ho fatto. Nella serata finale un tributo a Maria Grazia Cucinotta con il premio Gattopardo 2026 e il concerto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana. Adesso c'è la pubblicità, torniamo subito dopo con il calcio. Parliamo di calcio, da domani il Catania sarà in Umbria per la seconda parte del ritiro, nel frattempo si continua a lavorare per altri innesti. Informazione, Varrà conferma alcune trattative ma dice il mercato è lungo. Marco Carli.
Norcia attende il Catania, seconda fase del ritiro per i rossazzurri, con qualche nuovo innesto già messo alla prova nell'ultima settimana e protagonista anche nella seduta aperta alla stampa. Rinaldi e De Falco in porta, Paglia in difesa, Miai a centrocampo, Liguori e Torre davanti. Il 1 agosto teste contro il Ravenna e poi tutta la concentrazione sul primo incontro ufficiale con il Vicenza in Coppa Italia. Mercato nel pieno, con una rosa che va rifinita ma che ha anche bisogno di essere sfoltita. In entrati i nomi di Demme e Coda accostati al Catania. Diego non lo sto a presentare io, è un giocatore importante, è un giocatore che comunque ha costruito una carriera diversa da dove stiamo. Per me è da valutare, sono tanti profili da valutare, lui è uno che valutiamo in tranquillità. Massimo è un attaccante importante, stiamo parlando sempre di profili importantissimi, noi allo stato attuale nella rosa ne abbiamo 3, perché c'è Leonardi, c'è Caturan e c'è Rolfini, quindi sono 3 giocatori che noi reputiamo ottimi. Naturalmente poi andando avanti vediamo cosa c'è sul mercato e poi valutiamo chi resterà o chi andrà via. Fra i protagonisti della stagione ci sarà di sicuro il portiere Rinaldi, che si presenta così. Ho già parlato con un po' di gente di Catania e mi ha fatto capire che vivono per questo, quindi è una grande responsabilità, però la voglio vivere come una sfida, con la massima voglia di far bene, appunto come una sfida, sempre positivo e cercando di fare il meglio possibile. Sul fronte Palermo, pari in rimonta nell'amichevole dei rosanero col Norimberga, giocata ieri in ritiro. Poi Giampalo e Segre rispondono a Zoma, gara divertente che ha permesso ai rosanero di mettere ulteriore benzina nel motore. Marco Gulla. 2-2, gara decisamente divertente pur essendo calcio di luglio, altro test amichevole per il Palermo in ritiro. I rosanero di Inzaghi pareggiano 2-2 rimontando un doppio svantaggio contro il Norimberga, club di seconda divisione tedesca di Miro Klose, vecchia conoscenza del calcio italiano e bomber storico di Verde Brema e Bayern Monaco. La doppietta di Zoma per i tedeschi e le reti di Poyampalo e Segre per gli uomini di Inzaghi. Un Palermo dai 2 volti, opaco nel primo tempo, sicuramente più pimpante e frizzante nella ripresa. Inzaghi ha cominciato la partita con Joronen in porta, difesa composta da Pierozzi, Magnani, Bani e Augello, Gomez, Ranocchi e mediana, Giasi, Hernan e Jonsen a supporto di Poyampalo, tedeschi avanti nella preparazione e anche nel risultato quando Zoma, dopo un batti e ribatti, mette dentro la palla del vantaggio. Il Palermo si fa vivo con Jonsen, ma la sua rete viene annullata. Norimberga che invece sfiora il raddoppio. Secondo tempo, dopo pochi minuti Zoma raddoppia dal dischetto battendo Joronen dagli 11 metri. Al 60° i rosanero accorciano le distanze con Poyampalo. Pierozzi cerca il tap-in dopo un tiro di Jonsen respinto dal portiere. La palla vaga in aria ed è il bomber finlandese a timbrare il gol dell'1-2. Il pareggio lo sigla Segre, bel gol il suo ed esultanza già da campionato. Il Palermo alza i giri del motore ma deve ancora rivedere diverse cose, soprattutto in difesa. E intanto si complica la corsa per la riqualificazione dello stadio Renzo Barbera a Palermo in vista della candidatura appunto di Palermo per ospitare Euro 2032. Il segretario generale del comune ha frenato l'iter perché il piano presentato, che include anche il nuovo schema di convenzione con il Palermo Calcio, è ancora incompleto. L'obiettivo dell'amministrazione è approvare tutto entro il 31 luglio, così da rispettare la scadenza imposta da UEFA e FIGC per presentare la candidatura, ma mancano ancora dei passaggi fondamentali. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.